prima donna presidente del Senato nella storia della Repubblica, eletta la padovana Elisabetta Casellati, il nome d'intesa tra Grillini e centrodestra, stop al pentastellato trevigiano Fraccaro, alla Camera il presidente Roberto Fico. Avvocato, sesto mandato in Parlamento, fedelissima di Berlusconi, nel suo passato la polemica per l'assunzione della figlia nel ministero dove era sottosegretaria, nelle prime parole il ricordo delle donne che hanno fatto l'Italia. Notte da Far West a Montecchio Maggiore, sparatorie fra carabinieri e banditi in zona industriale, uno dei malviventi feriti e caccia ai complici fuggiti. Ennesimo incidente mortale sul lavoro nei campi, a Verona 60enne agricoltore muore schiacciato dal trattore rovesciato. I titolari di una billeria di Castelfranco denunciati dai carabinieri, un magnete posizionato vicino al contatore consentiva di truccare i consumi di energia, un espediente usato da 2 anni. Panettiera da record a Mestre in una settimana, accumulato ben 33 multe in ZTL, ma il giudice ha annullato le sanzioni, c'era un errore nella trascrizione della targa. Oggi a Castelfranco il battesimo del camper di Fondazione Sanità, l'ILTE e ULSE per raggiungere le giovani mamme e consentire loro di effettuare visite di prevenzione contro il cancro al seno. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, la politica con l'elezione di Maria Elisabetta Casellati a Presidente del Senato. La prima donna a guidare Palazzo Madama, è una delle esponenti più importanti e più conosciute venete. Sentiamo. Proclamo Presidente del Senato la senatrice Alberti Casellati. Il lungo applauso di Palazzo Madama per una scelta storica. È lei, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la veneta Casellati, la prima donna presidente del Senato nella storia della Repubblica. Rodugina d'origine, padovana d'adozione, veterana di Palazzo Madama che varcò per la prima volta nel 1994. Il nome sul quale è stata trovata la convergenza, proprio il nome che sembrava sempre più fuori dai giochi dopo che Lega e 5 Stelle ieri sera avevano indicato l'altra forzista, Anna Maria Bernini, suscitando l'ira di Berlusconi, la frase shock, la coalizione è rotta. Invece, la notte e le prime ore del mattino hanno portato alla via d'uscita, in extremis. Gli azzurri che accettano di rinunciare al nome di Paolo Romani, inviso ai grillini, e il nome di Casellati che ritorna fuori dal cilindro per volontà dello stesso Berlusconi. Lei, la prima donna, alla guida di Palazzo Madama. Un onore, oltre che, come detto, una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi. Ricorda l'importanza delle riforme, del valore da dare alle autonomie locali, il non sottovalutare chi non è andato a votare, il suo impegno a magistratura, il valore della legalità, il lavoro che manca ai giovani. Da oggi le mie energie saranno rivolte ad assolvere questo prestigioso ruolo con disciplina, onore, cercando ogni giorno di mettere in pratica quei valori che la nostra Carta Costituzionale ha posto alla base della vita delle istituzioni repubblicane. Il Veneto nella storia, dunque, e avrebbe potuto essere una ancor più storica doppietta se sullo scranno più alto di Montecitorio fosse arrivato, come sembrava, il trevigiano pentastellato Riccardo Fraccaro. Lui sì, alla fine, sacrificato sull'altare dei veti incrociati, perché per dare il via libera alla Casellati il centrodestra ha posto lo stop proprio a Fraccaro e portando automaticamente alla scelta di Roberto Fico. Proclamo eletto Presidente della Camera l'onorevole Roberto Fico. Nello stesso momento, a Palazzo Madama, Casellati concludeva il suo intervento mentre dal Veneto, dalla sua Padova, arrivavano messaggi di congratulazioni e auguri bipartisan. Un passaggio anche sul futuro del Paese e un appello all'Europa. Un'Europa al fianco dei cittadini significa attenzione alla vita reale delle persone, non solo ai mercati. Viva il Senato, viva l'Italia!
Non posso non esprimere un pensiero su Elisabetta Casellati, che conosco e stimo, ha una grande responsabilità, ma per come la conosco so che sarà in grado di portare avanti questa sfida. Lo ha detto oggi il Presidente della Regione Luca Zaia, commentando l'elezione di Elisabetta Alberti Casellati. Io, ha proseguito, conosco la sua azione di governo da quando è stata sottosegretario sia alla salute che alla giustizia. So che è una donna di piglio fermo, dalle idee chiare e che sposa fino in fondo le idee dei programmi che abbiamo portato avanti. Penso, ha concluso Zaia, sia una figura chiave anche per l'insediamento di questo governo. Insomma, Elisabetta Casellati è dunque la prima donna a presiedere il Senato, avvocato di Forza Italia, 71 anni, al suo 6º mandato, è una veterana della politica veneta nazionale, è stata anche sottosegretario e membro del Consiglio Superiore di Magistratura, vicinissima a Berlusconi nel suo passato recente, anche polemica rovente, quando fece assumere la figlia nel ministero della quale era sottosegretaria. Sentiamo. Maria Elisabetta Alberti Casellati è la seconda carica dello Stato, prima di lei solo il presidente Mattarella, prima donna a salire sullo scranno più alto di Palazzo Madama. La scelta che avete compiuto eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa Assemblea rappresenta per me una responsabilità che non posso celare. Avvocato matrimonialista, classe 1946, sposata con un collega, 2 figli, nonna appassionata e una fedelissima di Berlusconi, a cui deve il suo ingresso in politica fin dalla fondazione di Forza Italia nel 94. E Berlusconi, uomo che ha sempre difeso, anche nel caso Ruby, un'ingiustizia ad personam, diceva. Membro laico del CSM, molto attiva sul territorio, ha creato, quando era sottosegretario alla salute, un suo angolo nel mercato di Padova con tanto di banchetto. E il suo impegno si è profuso anche a varie riprese nella difesa dei diritti delle donne, favorevole alla riapertura delle case chiuse. Tra i suoi assistiti nomi noti come il calciatore Stefano Bettarini e il regista Gabriele Muccino. La prima figlia, Ludovica, lavora nella galassia delle aziende di Berlusconi e fu proprio Ludovica a far gridare allo scandalo quando la madre la piazzò a capo della segreteria del Dicastero alla salute. Inevitabili e immediate le accuse di clientelismo. Mentre il fratello Alvise, prima avvocato a New York, ora è un apprezzato direttore d'orchestra. Da perfetta politica azzurra, la Casellati non mostra mai un capello fuori posto, sempre impeccabile in tailleur, gonna o pantalone, detesta unghie laccate e rossetto, ma non uscirebbe mai, dice, senza il suo eyeliner. E giusto un mese fa la neopresidente del Senato era ospite di Antenna 3 negli studi della Voce del Mattino, raccontando la sua esperienza nel CSM e dei problemi della giustizia. Sentiamo cosa diceva. Che esperienza è stata questa nel Consiglio Superiore della Magistratura? Devo dire è un'esperienza straordinaria, perché sono un avvocato, quindi ho sempre avuto a che fare con i magistrati, ma lì li vedi in tutta anche la loro umanità, fragilità, c'è un punto di vista completo. Mi ha dato proprio una visione completa di quel mondo della giustizia che conosco da sempre, e da un punto di vista professionale e da un punto di vista politico. La giustizia, vista da quell'angolazione, in Italia come va? Beh, devo dire che la giustizia è in grande sofferenza, questo è sotto gli occhi di tutti, perché noi abbiamo bisogno di una riforma straordinaria. Noi abbiamo circa 4 milioni di cause civili pendenti e più di 3 milioni di cause penali pendenti. Questo pesa come uno zaino di piombo sulla giustizia, perché la giustizia funzioni occorrono ovviamente dei bravi magistrati, ma occorre anche un'organizzazione di questo servizio. Prima si badava meno a questo.
L'intesa su Casellati ha dunque salvato una situazione che nel centrodestra sembrava precipitare, ma la ritrovata unità sul nome non nasconde del tutto tensioni che ci sono state tra Lega e Forza Italia, situazioni e soluzioni che potrebbero riflettersi su alleanze e governi locali. Una prospettiva avvertita dalle segreterie del centrodestra che comunque puntano al dialogo a tutti i costi. Attenzione, perché con questi giochi di Roma, qualcuno prima su un giornale di prima c'è scritto salta l'accordo, quindi saltano tutti gli accordi. È questo il pericolo dopo lo strappo di Roma. E in Veneto e nella Marca i segretari del centrodestra l'hanno capito subito, anche se puntano a minimizzare. Penso assolutamente di no, penso che le cose si possano ricomporre alla data odierna già e che avremo un Presidente del Senato. La cosa importante è che ci si muova perché i territori non hanno tempo di aspettare, i cittadini hanno bisogno di risposte. L'elezione della padovana Elisabetta Casellati ha sicuramente abbassato i toni, ma non li ha smorzati del tutto, anche se al momento alleanze e candidati non si discutono. Siamo persone per bene, abbiamo fatto un accordo e anche in questi mesi l'abbiamo sempre mantenuto, sia noi che la Lega, e spero proprio che le vicende nazionali non vadano ad influire, anche perché sarebbe un peccato che vicende nazionali che non c'entrano nulla col territorio andassero ad influire sulle amministrazioni locali che invece hanno la vicinanza alla propria gente e hanno bisogno di dare risposte. Voto amministrativo ma anche voto politico, se occorre, per ridare stabilità al Paese. Noi se non troviamo un accordo che ci soddisfa su dei punti elettorali che sono per noi irrinunciabili, noi siamo disponibili a tornare al voto. Lasciamo la politica, andiamo quindi alla cronaca. Notte da Far West a Montecchio Maggiore, sparatoria fra carabinieri e banditi in zona industriale. Uno dei malviventi è rimasto ferito ed ora è caccia ai complici fuggiti. Notte da Far West, inseguimento con sparatoria in zona industriale a Montecchio Maggiore. Io sono arrivata alle 6, ho visto solo una macchina dei carabinieri ferma lì, basta. E ti sei chiesta cosa? Beh sì, certo, però ovviamente non ho avuto tempo di guardare, stare lì. E dopo ho visto le altre pattuglie, i carabinieri e l'elicottero. Sono le 4 di notte quando, secondo una prima ricostruzione, una pattuglia dei carabinieri intercetta, grazie al sistema Targa System, 2 auto che risultano rubate. Viene intimato l'ALT, ma gli occupanti non si fermano né scattano in seguimento lungo Viale del Lavoro. Una delle 2 auto, una appunto bianca, tallonata dai militari, si infila in una laterale, via Suderi, ma è un vicolo cieco. La strada si ferma davanti a un'azienda che vende acciai. I banditi, sentendosi probabilmente braccati, aprono il fuoco, al quale però rispondono anche i militari. Per terra, in mattinata ancora, i bossoli a testimonianza della difficile notte. Un proiettile va a segno e ferisce all'addome uno dei banditi che rimane a terra. Gli altri componenti della banda, forse 3 persone, a questo punto abbandonano l'auto e si danno alla fuga a piedi, scavalcando il cancello dell'azienda e facendo scattare l'allarme. Il malvivente ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. Al momento è piantonato dai carabinieri in stato di fermo, mentre i militari della scientifica hanno provveduto ai rilievi del caso e un elicottero dell'Arma invece si è alzato per la ricerca dei fuggitivi. Malviventi, razzie, furti che impensieriscono tanto più in una zona industriale grande come quella di Alte. Diciamo la zona industriale è un po' grande qui ad Alte ed è, non dico abbandonata perché sarebbe un errore, però deve esserci più controllo perché ci sono tante aziende e purtroppo la malavita. Abbiamo spesso delle visite da ladri eccetera, bersagliata, tutti ci sono muniti di telecamere, ci siamo un po' attrezzati però ci provano sempre. Ci spostiamo nel veneziano, i carabinieri sono sulle tracce degli autori del pestaggio in casa di 2 anziani a Cavarzere, mentre madre e figlio stanno cercando di lasciarsi alle spalle quella tragica notte e tornare alla normalità. È caccia ai rapinatori che nella notte tra martedì e mercoledì hanno aggredito e malmenato in casa il 70enne Rolando Moschini e la madre Elide di 95 anni a Rottanova di Cavarzere. Secondo la testimonianza dell'uomo, che si sta riprendendo dalle ferite procuratesi lottando contro i banditi, si tratterebbe certamente di rumeni. Quello che ha esploso un colpo con una scacciacani veniva di sicuro da lì, ha raccontato. Mi ha parlato a lungo e conosco benissimo quell'accento perché in Romania ci sono stato 8 anni, quando ero sposato con una donna di là. Su questo indizio si concentrano le indagini dei carabinieri, mentre madre e figlio stanno cercando di lasciarsi alle spalle la brutta avventura e tornare alla normalità.
La roba più brutta è il strepito, le robe che fa, perché sono miei soldi. Comincio a dimenticarmi, per me era una roba insomma cara, ma comincio a dimenticarmi. Ci vorrà molto di più a dimenticare il terrore provato nel sentire le grida del figlio mentre veniva percosso dai delinquenti. Tutto quello che temevo, racconta, all'improvviso è diventato vero. Era uscito mio figlio, ho detto guarda, e a me paura se era vero che te mi dici sempre che sono spaurosa, che non stava a temere che non c'è niente. E la paura serpeggia anche tra i 426 abitanti della frazione, che dista circa 5 km dall'abitato di Cavarzere. Se dei malviventi ci prendono di mira, insistono in paese, qui non c'è nessuno che ci protegge. L'allarme sociale è motivato, commenta il sindaco Henry Tommasi, che ha espresso vicinanza alle due vittime a nome di tutta la comunità. Quanto è avvenuto è gravissimo, soprattutto per la violenza commessa contro due anziani inermi. Speriamo che i banditi vengano presto individuati, perché il clima che si respira desta grande preoccupazione. Un agricoltore veronese di 60 anni è morto dopo essersi ribaltato con il suo trattore. L'incidente è avvenuto a Moruri in contrada Duello, sulle colline sopra Verona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalla cabina l'uomo, che è stato poi trasportato con l'elicottero di Verona Emergenza all'ospedale di Borgo Trento, dove è morto 2 ore dopo per la gravità delle ferite. Pugno duro del questore di Padova, sequestro cautelativo di armi in caso di stalking e di violenze. 34 anni, incinta del secondo figlio, picchiata dal marito fino a perforarle il timpano. 35 anni, accecato dalla gelosia, prende a pugni la moglie fratturandole la mandibola. Sono solo alcuni degli episodi affrontati negli ultimi mesi dalla questura di Padova ed è giro di vite dunque del questore Paolo Fassari per affrontare la violenza che si consuma sempre più spesso tra le mura domestiche. Per non ricordare le donne solo l'8 marzo. Dunque, se le minacce saranno reiterate o particolarmente violente, le pattuglie sul territorio provvederanno da oggi al sequestro cautelativo di pistole o fucili da caccia e al ritiro delle relative autorizzazioni. Non è dunque necessario aver commesso il reato, spiega la questura in una nota, basta una mera conflittualità relazionale. Negli ultimi anni i reati di genere hanno destato parecchio allarme sociale. Nella sola provincia di Padova, dal 2017 ad oggi, nei confronti delle donne sono stati commessi 2 omicidi e 2 sono stati tentati. 418 le lesioni dolose, 94 le percosse e 376 le minacce. Mentre nelle case della provincia si contano 7.482 porto d'armi da caccia e 11.062 per uso sportivo. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la cronaca dal Trevigiano. La birreria in piazza Giorgione a Castelfranco da giovedì è rimasta al buio a tagliare l'energia elettrica. L'Enel, non solo, ma i titolari sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Sentiamo perché. Una birreria che non consumava davvero nulla come energia elettrica. Eh sì, i titolari avevano escogitato un sistema davvero economico. Avevano posizionato un grosso magnete accanto al contatore che di fatto ne rallentava il traffico. Per ben 2 anni la cosa è andata bene ai fratelli che gestivano il locale. Bollette al minimo sindacale. Così è andata avanti fino a qualche giorno fa, quando l'Enel, dopo aver effettuato delle verifiche, ha detto basta. Ha allertato i carabinieri segnalando l'assenza di consumo, immediatamente scattato l'intervento. Carabinieri e tecnici dell'Enel si sono presentati alla birreria, scoperto il magnete, ai fratelli non è rimasto che ammettere le proprie responsabilità, ma per loro è solo l'inizio. Sul fronte giudiziario i 2, la donna 50 anni ed il fratello 45, entrambi castellani e molto conosciuti in città, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, deferiti in stato di libertà, ma i guai sono anche altri. L'Enel sta già conteggiando il danno che gli sarebbe stato causato per un valore di circa 60.000 euro.
Come se non bastasse, inizierà anche una causa civile. Ora la birreria è rimasta letteralmente al buio perché l'Enel ha deciso di staccare ai due fratelli l'energia elettrica. Fra l'altro potrebbe presto arrivare anche la decisione di un ulteriore provvedimento amministrativo come la sospensione o la chiusura del locale. Fino ad allora, nelle ore serali, o adotteranno il sistema del lume di candela o la torcia, perché a quanto pare l'ELE non ci sta proprio a riattivare il servizio. Panettiere da record a Mestre, in una settimana ha accumulato ben 33 multe, vediamo perché nel prossimo servizio. Quell'abito sul quale avevano messo gli occhi alcune commesse non era più arrivato sugli scaffali del negozio, eppure in magazzino doveva essere arrivato, così come la camicetta in chiffon. I sospetti portano dunque alla denuncia ai carabinieri e quindi scatta l'indagine e le telecamere posizionate svelano un magazziniere che prende un abito e se lo porta via senza passare per la cassa. Non un magazziniere appena assunto, anzi un uomo fidato che si era conquistato la fiducia in anni di lavoro, ben 28. In casa dunque i carabinieri trovano parecchia merce, pare tutta proveniente proprio dal magazzino della Rinascente di Piazza Garibaldi per circa 8.500 euro. Per il 56enne residente in città a Padova è scattato l'arresto. A casa aveva vestiti ma anche profumi e borsette. L'inchiesta non è ancora chiusa e promette ulteriori sviluppi. Nell'attesa di eventuali decisioni dell'azienda, il magazziniere è in ferie dal giorno del provvedimento restrittivo. Il servizio che avete appena visto si riferiva ovviamente a Padova, adesso quindi andiamo avanti, quindi è iniziata questa mattina a Castelfranco la campagna di prevenzione del tumore al seno rivolta alle giovani donne. Si avvia proprio questa campagna educazionale rivolta alle giovani donne per sensibilizzarle, farle prendere coscienza che il tumore della mammella è un tumore in aumento di incidenza e anche tra le donne giovani fuori età di screening. Si chiama Cuore di Mamma ed è la prima campagna del genere in Italia. Partire dagli asili, cioè, per intercettare le mamme ed estendere così la prevenzione del tumore al seno anche alle donne con meno di 50 anni e quindi al di fuori delle campagne di screening. All'asilo Umberto I di Castelfranco la prima tappa di un percorso che toccherà tutta la provincia. Nel camper della Lilt e all'interno dell'asilo le visite senologiche gratuite e, laddove necessario, conseguente mammografia negli ospedali dell'ULSS 2. Le mamme che frequentano questo asilo qua hanno un'età che varia dai 30 ai 40 anni e quindi le mamme sono circa un centinaio e diamo l'opportunità di fare questo tipo di prevenzione. Promotori del progetto Fondazione Sanità Onlus, Lilt Treviso e ULSS 2. In tutta la provincia di Treviso, con un dato molto significativo che riguarda circa 1 migliaio di donne, giovani mamme che sono fuori dallo screening istituzionale e che ci darà una base scientifica per ragionare e lavorare nei prossimi anni proprio affinché l'età di screening venga abbassata. Cresce infatti l'incidenza del tumore al seno, che colpisce sempre di più anche donne giovani. Ogni anno in Veneto abbiamo 4.500 circa nuovi casi anno di tumore alla mammella e questo nel 20% dei casi riguarda donne al di sotto dei 50 anni. È necessario diminuire l'età delle donne che si fanno lo screening per il tumore al seno. È una bellissima iniziativa e speriamo che vada avanti ancora e su altri asili. Ed il servizio della panettiera con la multa record ve la proporremo nel telegiornale fra pochi minuti dell'edizione veneziana. Torna l'ora legale domenica 25 marzo 2018, esattamente alle 2 del mattino, scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi classici si dovranno spostare in avanti di un'ora, mentre l'ora di smartphone, tablet, computer o di qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue il bel tempo, sarà una domenica delle palme in compagnia del sole sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto la nostra grafica ci mostra che a prevalere sarà il sole, non sono previste piogge. Un po' su tutti i settori il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 1 e 4 gradi, valori massimi in lieve aumento tra 7 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qualche addensamento ma del tutto innocuo, ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece comprese tra 9 e 12 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Locali foschie sulle vallate, specie al mattino, poi cielo via via più nuvoloso ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 6 e 4 gradi, massime in aumento tra 11 e 14 gradi. Questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.